Nascono i riservisti del Veneto? Beh, direi che potrebbero essere i riservisti in generale a livello nazionale, visto e considerato che comunque sono operativi, sono molto professionalizzati e sono molto attrezzati. E questa è la proposta lanciata dal presidente del Veneto nel corso della serata organizzata dalla regione a Conegliano per ringraziare tutti i volontari della protezione civile. Un'evoluzione quasi inevitabile, secondo Zaia. È fondamentale che i volontari siano sempre più inquadrati in maniera stabile, in maniera tale che non ci siano problemi, anche perché è impossibile gestire l'emergenza senza i nostri volontari. Abbiamo un esercito della salvezza di volontari che sono 20.000 a livello regionale, quindi in Regione Veneto, e si pensi solo che nel 2023 hanno avuto 600 attivazioni con la mobilitazione di almeno 4.000 volontari. Quindi riservisti in caso di emergenze ambientali, ma il termine richiama anche il progetto di legge della Lega per una riserva militare sul modello americano o israeliano, da mobilitare altrettanto rapidamente in caso di grave minaccia o per la sicurezza del paese o in stato d'emergenza. Un corpo di 10.000 unità non superiore ai 40 anni che al momento dovrebbero provenire dalle forze armate ma che in futuro potrebbero essere selezionati anche tra i giovani della protezione civile. Intanto però il governo ha risolto il tema del rischio per i volontari in azione e relativa responsabilità di sindaci e capigruppo che li esponeva legalmente come qualsiasi responsabile di cantiere. Noi regioni abbiamo chiesto al Ministro di intervenire dal punto di vista legislativo e il Ministro ha dato una risposta tempestiva intervenendo e garantendo maggior tranquillità, ovviamente la responsabilità c'è ancora, ai volontari di protezione civile e anche ai sindaci. Tanti i primi cittadini presenti tra i 1.400 volontari in rappresentanza dei 516 presidi presenti in Veneto, tanti i grazie lanciati dal palco, uno tra tutti quello di Stefano Briccolani, sindaco romagnolo di Sollarolo, meglio conosciuto per il paese di Laura Pausini. C'è stata una collaborazione, ma soprattutto ci siamo sentiti un po' guidati perché in quei momenti si perde un po' di lucidità. Ci si sente un po' come sull'orlo di un ponte, da una parte c'è un precipizio e dall'altra c'erano i vostri volontari che ci tenevano la manina e ci tenevano orientati verso il lato da cui non cadere.